fogli di schede elettorali, piedistalli per tabelloni, lampioni in disuso, perfino i galleggianti e le reti adoperate negli anni 90 per arginare la mucillaggine nel mare di Sottomarina. E ancora il basamento circolare di una vera da pozzo in marmo d'Istria, una panchina scolpita nel 1961 dall'artigiano Luigi Baldo per l'arredo urbano di Piazza Vigo, i vecchi cordoli della pista ciclabile all'Isola dell'Unione e purtroppo anche carcasse di topi e uccelli. È quanto hanno rimosso in queste settimane i facchini in servizio al mercato ortofrutticolo di Brondolo allo scopo di liberare l'area per l'arrivo del consorzio agrario e del centro di cottura destinato alle mense scolastiche comunali. Una vera e propria discarica venuta sedimentando nel tempo, almeno 30 anni secondo le stime del presidente del mercato Giuseppe Boscolo Palo, che in carenza di un magazzino comunale di quando in quando aumentava di volume e si allargava a comprendere ogni possibile materiale di scarto o di deposito. I magazzini delle cupole, non lontane dal Brenta, là dove un tempo sorgeva il forte di Brondolo e prima ancora le pertinenze di un convento cistercense, hanno rivelato il loro contenuto una volta aperti per essere svuotati viste le nuove destinazioni. In questi giorni Boscolo si sta connettendo con gli assessori comunali delegati allo scopo di ultimare lo smaltimento del materiale di risulta e rinvenire nuove collocazioni per quello da mantenere. Sta di fatto tuttavia che è sbalorditivo aver ritrovato nel tempio della produzione orticola e della natura vicina alla città una serie di oggetti, manufatti anche voluminosi e pesanti, della quale nessuno poteva ipotizzare ancora l'esistenza e il cui trasloco era stato più o meno autorizzato nel tempo dalle varie autorità succedutesi esterne al mercato. Ma la direzione guarda al futuro. Oltre alla concessione di ulteriori spazi agli operatori, magari con finalità di conservazione del prodotto, nei piani del presidente Giuseppe Palo c'è la valorizzazione dell'area circostante alla struttura, comprese le zone verdi, la chiesa confinante, il collegamento con Canal di Valle e le chiuse, all'interno dei 7 percorsi da costruire assieme alle aziende agricole a fini culturali e soprattutto turistici. Imprese, ambiente e storia sono le chiavi per il futuro delle cupole che si vogliono lasciare alle spalle i decenni in cui il mercato di Brondolo veniva utilizzato anche così impropriamente. Anche per tutto il 2021 arriva Veneto, la società che dal giugno 2018 copre il servizio di trasporto pubblico locale lungo la linea 80 tra Sottomarina e Venezia, subappalterà parte delle corse, pare un numero compreso tra 4 e 5 al giorno, all'impresa Fratelli Rigato di Padova. Così come accaduto negli scorsi esercizi, infatti, il subappalto è ammesso dall'articolo 33 del contratto di servizio tra l'azienda italo-tedesca e la città metropolitana di Venezia, nella misura del 5% del chilometraggio. Tuttavia il sindacato Filt CGIL manifesta dubbi in merito alla praticabilità dell'operazione, asserendo che potrebbero esserci ricadute sia sui dipendenti che sugli utenti del servizio. La sigla inoltre manifesta critiche agli orari in vigore, in quanto non tengono conto dei disagi di vaste fasce di lavoratori, tra i quali gli operatori sanitari. Anche nel 2020, nonostante le condizioni difficili, il progetto Laguna Pulita, incarnato dall'ambientalista Nino Gobbetti, ha coinvolto numerosi collaboratori e volontari per rimuovere i rifiuti plastici e non solo in diverse località del territorio, dalla diga di Sottomarina alle foci dei fiumi, dalla spiaggia alla Sacca del Toro.
Ora Gobetti lancia una nuova iniziativa dal titolo inglese I Clean the Sea for You, ovvero Pulisco io il mare per te. Si tratta dell'acquisto di un'imbarcazione adatta appunto a risanare la laguna con cadenza settimanale o quindicinale, recuperando i rifiuti e provvedendo al loro smaltimento. Chi mi conosce, spiega l'artefice del progetto, sa quanto impegno ci metto. Nino Gobetti chiede l'aiuto di persone o aziende interessate a sostenere l'acquisto dello scafo, con riscontri fotografici e videografici del materiale raccolto, in modo che tutti possano partecipare all'eliminazione della plastica dai corsi d'acqua vicini alla città. Il promotore del progetto Laguna Pulita raccoglie adesioni in privato, anche via WhatsApp, al numero telefonico 393 33 68 070. Sono due le raccolte di fondi in corso utili a supportare il centro servizi per gli anziani di Sottomarina. La casa di riposo, con sedi in viale Tirreno in via del Boschetto, ha bisogno di un nuovo ecografo che verrebbe messo a disposizione anche degli utenti del distretto sanitario di Chioggia. Per effettuare una donazione è necessario inviare un bonifico bancario al conto della residenza socio-assistenziale con la causale donazione per ecografo. L'IBAN è reperibile nel sito ipachioggia.it. Continua anche il fundraising invocato all'acquisto, sempre destinato alle strutture residenziali per la terza età, di 4 stanze degli abbracci, ovvero installazioni coerenti con le norme sanitarie in corso, per consentire agli ospiti e ai loro familiari di rivivere un piccolo ma fondamentale gesto, qual è una carezza, un abbraccio. In alcune residenze venete per anziani le stanze degli abbracci sono già state realizzate negli ultimi mesi e permettono contatti in tutta sicurezza. Nel sito della Fondazione Italia per il Dono sta il link per supportare l'iniziativa Chioggiotta attraverso una donazione spontanea e le indicazioni per i relativi benefici fiscali destinati ai contributori. Il gruppo di musicisti e operatori del settore musicale e artistico, che si sono di recente riuniti attorno al manifesto per Città dell'Armonia, si stanno prodigando nella concreta iniziativa di sostegno alla banda musicale cittadina, che ha bisogno di alcune pareti trasparenti in plexiglass per riprendere le prove d'assieme, interrotte da qualche tempo in seguito all'emergenza sanitaria. Secondo le norme attualmente in vigore, infatti, gli strumenti a fiato possono essere suonati solo se divisi dagli altri musicisti da una barriera per ridurre i rischi di contagi. Il costo delle strutture, circa 100 euro per ogni musicista, ha completamente bloccato le attività del consesso, molto richiesto in città durante le manifestazioni civili e nelle scuole. La Città dell'Armonia si sta quindi adoperando al fine di recuperare donazioni o sponsorizzazioni. Per aiutare la banda è possibile contattare il direttivo oppure Francisco Panteghini di Palazzo Goldoni, che coordina gli sforzi al numero telefonico 328 702 1253. Sempre il gruppo promotore ha attivato un sito all'indirizzo musicalive.info, dove sarà ospitato il calendario degli eventi in programma nel 2021. Lo Squero non solo come luogo della tradizione, ma anche di rinascita per un intero sestiere.
È quello che si augura possa avvenire la società di mutuo soccorso tra Carpentieri e Calafati, ora anche con il sostegno della Municipalità di Venezia, Murano e Burano, se il progetto di recupero dello squero di Sant'Iseppo trovasse i finanziamenti per il restauro della struttura. Lo squero si trova nel cuore di Castello, affacciato a Rio dei Giardini, e dal 2015 sarebbe completamente chiuso se non fosse per la piccola porzione utilizzata da Marco Bacci e Igor Silvestri per portare avanti l'antica arte di costruire imbarcazioni tradizionali. Il progetto di recupero di questi spazi in usufrutto perpetuo alla società di mutuo soccorso è già pronto da 6 anni, ma a mancare sono i 2 milioni necessari al restauro. Dal 2019 era stato avviato anche un crowdfunding collegato alla piattaforma di affitti turistici sostenibili Fairbnb, ma con la pandemia tutto si è fermato. Nel progetto di valorizzazione del complesso di oltre 800 metri quadri, le due tese assumerebbero funzioni complementari, con l'obiettivo di coinvolgere allo stesso tempo residenti, attività artigianali, studenti e turisti. Mentre il Teson Grando rimarrebbe dedicato ai cantieri, il Teson delle Arti diventerebbe un laboratorio didattico e allo stesso tempo ospiterebbe una scuola di voga. La Corte dello Squero sarebbe invece dedicata agli incontri culturali e conviviali. Il Comune non ha dato ancora alcuna disponibilità a partecipare al recupero di un immobile comunque pubblico, commenta il presidente della società, Cesare Peris, sebbene sia stata offerta una compartecipazione all'uso degli spazi. Ma una prima risposta delle istituzioni arriva dalla municipalità lagunare, attraverso le parole del suo presidente Marco Borghi. Scuola, formazione, fruizione dei cittadini, turismo di qualità sono gli elementi del futuro della città. Ne parleremo, dice Borghi, in municipalità e ci faremo portavoce con l'amministrazione comunale.